Discorso 100.000. Inoltre volevo veramente ringraziarvi che siamo arrivati a 1000 iscritti, adesso li abbiamo superati, siamo a 1017. Volevo ringraziarvi, perciò volevo continuare naturalmente a fare video e crescere sempre di più, o forse un giorno arriverò a livello di 100.000 iscritti, chissà se ce la farò. Sarà dura, ma speriamo di farcela. Eh sì, alla fine ci sei arrivato, coglioncello, ai 100.000 iscritti. Ciao ragazzi, sono Kai. Allora ragazzi, oggi sono tornato con il discorso 100.000 iscritti. Piccola premessa, sto registrando questo video mentre non ho ancora 100.000 iscritti, perché questo qua è un video pre-registrato. Per chi non lo sapesse, io il 5 agosto sono partito per andare in Cina e molto probabilmente in Cina non so se avrò wifi, perché sto solamente 15 giorni. Allora naturalmente ho già pre-registrato dei video per non farvi mancare niente. Allora ragazzi, con questo discorso volevo veramente ringraziarvi di cuore per tutto il sostegno che mi avete dato, per tutti i like, tutti i commenti, tutte le condivisioni che mi hanno permesso di arrivare a 100.000 iscritti, che non sono da tutti. 100.000 iscritti è veramente un buon numero per YouTube Italia, soprattutto anche per noi che facciamo Clash of Clans, che all'epoca, un anno fa, era veramente cagato da 2-3 persone, e ora tutti, anche gli altri YouTube grossi, 600, 700, 100.000 iscritti, stanno facendo Clash of Clans perché hanno visto le potenzialità di questo gioco. Ragazzi, poi un altro grazie di cuore va a tutti coloro, penso che siete quasi tutti, che hanno mandato le mail a Supercell per quanto riguarda il mio ban. Ragazzi, senza le vostre email molto probabilmente la Supercell avrebbe messo molto più tempo per controllare il mio account. Con tutte le mail che avete mandato alla Supercell, la Supercell ha detto basta email, ora mi metto a controllare questo account, e alla fine non hanno trovato niente e mi hanno sbannato. Perciò un grazie di cuore va anche a tutti voi. Diciamo che praticamente la serie Road to Prime Italia è andata avanti grazie a voi in modo veramente diretto. Senza di voi ora attualmente non sarei qua con il mio record 4647 coppe, che è anche l'attuale record di YouTube Italia. Naturalmente so che ci sono molti youtuber pronti a sfondare il mio record. Ragazzi, tranquilli, io a Natale tornerò con la scalata, farò la Road to Leggenda, perché stavolta con gli eroi, cioè a Natale tornerò con gli eroi a 40, molto probabilmente anche con i muri all'11, e sfonderò tutti. Con questa scalata ho capito veramente tantissime cose, ragazzi. Ho capito che se siamo veramente tutti uniti, siamo veramente una forza micidiale, e se dopo ci metti veramente tanto impegno, costanza, le cose alla fine ottieni, non solamente su YouTube, su Clash, ma veramente anche sulla vita reale, anche sullo studio, sulla scuola, dappertutto. So che molti di voi mi volevano in top 5, in top 10. Purtroppo ragazzi non sono riuscito ad arrivarci per motivi di tempo, non perché non ce la facevo più. Naturalmente io avrei continuato la scalata fino a settembre se avessi avuto tempo. Ragazzi, naturalmente quella serie che è appena terminata è solamente la prima stagione. A Natale tornerò con una serie simile, che sarà la Road to Leggenda. Ragazzi, sopra le 5.000 sarà un vero bordello, e spero di essere il primo youtuber in Italia a portare una serie sulla Lega Leggenda. Mi ricordo ancora i miei inizi, ragazzi. Dovete sapere che io iniziai a fare video nel lontano 2014, pubblicai a gennaio del 2014, pubblicai il mio vero primo video, e è ancora online sul mio canale, e fa schifo, e non guardatelo, non andate a guardarlo. Diciamo che non sapevo neanche parlare all'epoca. Purtroppo il mio percorso su YouTube ha avuto diverse pause, perché una volta mi è andato via J Black e non sapevo più come registrare, perché non avevo più display recorder. Poi per altri motivi non avevo il tempo, perché la scuola veramente mi massacrava. Ma 8 mesi fa sono tornato su YouTube, e 8 mesi fa feci il mio speciale 1000 iscritti. 1000 iscritti all'epoca erano veramente tantissimi. 1000 iscritti, sapete quante persone sono? Praticamente la mia scuola, quella d'Adria, è composta da 1000 alunni. Cioè, quando voi vedete 1000 persone tutte insieme, solamente un bordello, non mi immagino 100.000 persone tutte insieme, quante possono essere. Perciò veramente un grazie di cuore. Purtroppo in questo mio percorso su YouTube la mia famiglia non mi hanno sostenuto, tipo mia sorella che mi rompeva i coglioni, mio papà diceva ma che cazzo fai video da sfigato. Ma diciamo che loro non si rendono ancora conto che ho 100.000 iscritti. Ecco, sento mia sorella dall'altra parte della stanza che dice cazzo dice il mio nome, cazzo dice il mio nome. Vabbè, questo era il mio discorso 100.000, naturalmente ci sarà un speciale 100.000 iscritti.
lo sto pianificando, lo sto scrivendo perché stavolta volevo fare veramente una cosa fatta bene. Spero che il video vi sia piaciuto, come al solito lasciate un like, un commento e naturalmente nei prossimi giorni a venire usciranno altri video diciamo con pause di un giorno o 2 giorni, ma i video usciranno sempre frequentemente. Questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.